essere. Era partita dal Vicentino l'autocisterna che ieri ha provocato il terribile incidente di Bologna, un morto e 70 feriti, la vittima è proprio il 42enne autista di Agugliaro alla guida del mezzo, aperta un'inchiesta per disastro colposo. Tragedia della notte a Salzano, 49enne in moto, perde il controllo del bolide e si schianta in strada, nulla da fare per il Centauro. Macabro ritrovamento in un canale di Venezia, poco distante dal mercato di Rialto, il cadavere di un uomo di mezza età recuperato dai vigili del fuoco, indagini sul decesso. Diana Fasoli, impiegata padovana di 59 anni, non si sa nulla ormai da una settimana, l'angoscia dei familiari e il mistero, con tracce che porterebbero a Roma. Crack dell'ex Popolari, approvato ieri al Senato un emendamento che posticipa al 31 ottobre l'attivazione del fondo di ristoro. Prima del 4 marzo eravamo nei pensieri di tutti, oggi nessuno si ricorda più della nostra esistenza. Il sindaco di Cona ribadisce l'ex caserma va svuotata dei profughi e chiusa per sempre. I varchi di Piazzale Roma hanno già avuto un effetto positivo sulla riduzione dei flussi turistici verso Venezia, lo annuncia l'assessore al turismo Paola Marra, ma l'assalto continua, bollino nero per i prossimi 3 weekend. Sono partiti ieri mattina dallo stadio di Monigo a Treviso gli oltre 800 ragazzi che partecipano al pellegrinaggio della diocesi in preparazione all'incontro con Papa Francesco. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre, tornando a parlare del quello che tutti hanno chiamato l'inferno in A14 a Borgo Panigale. Siamo a Bologna e le immagini terribili dello schianto che ha portato all'esplosione di un'autocisterna di GPL con una vittima e 70 feriti e tantissima paura. Ebbene, era partito dal Vicentino l'autocisterna che ha provocato il terribile incidente e che ha portato, come sappiamo, anche al crollo di un cavalcavia, e questa vittima è un 42enne autista di Agugliaro, appunto nel Vicentino. Un autista esperto con alle spalle anni di guida su mezzi particolarmente delicati come quelli che trasportano materiale altamente infiammabile. Eppure non è bastato. Le immagini agghiaccianti dell'autocisterna che si schianta senza un accenno di frenata contro il mezzo pesante davanti a lui raccontano di una tragedia dalle cause difficili da accertare. Forse un colpo di sonno, forse una distrazione, un malore, un guasto tecnico. Quel che è certo è che ad Agugliaro, nel Vicentino, nelle ultime ore è arrivata la peggiore delle telefonate a una moglie ora sconvolta dal dolore. La moglie di Andrea Anzolin, 42 anni, unica vittima dell'inferno in A14, quando a Borgo Panigale è sembrato che ci fosse quasi il terremoto o un attacco terroristico. Ovvero le prime impressioni di chi si è visto le finestre di casa esplodere dall'effetto dello scoppio terribile del GPL nella cisterna, prima che la realtà parlasse di un tremendo incidente che ha fatto crollare persino un cavalcavia. Anzolin lavorava da 8 anni per la Loro, impresa di Lonigo specializzata nel commercio e distribuzione di carburante, ma aveva anche un decennio di ulteriore esperienza alla guida dei mezzi di un'altra ditta di Noventa. Il bilancio tremendo parla poi di 70 feriti tra ustionati e colpiti da schegge e detriti. Un poliziotto della stradale che insieme a 2 colleghi stava dirigendo il traffico dopo un precedente incidente è stato portato ai centro grandi ustioni di Cesena e Parma, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nell'immane tragedia, paradossalmente, è quasi un miracolo che non si contino altre vittime. Ieri, anche dal Veneto, squadre dei Vigili del Fuoco in aiuto, 21 in totale da Treviso e Venezia. 9 unità con 4 mezzi sono partiti qui da Treviso su Bologna. Nella configurazione cosiddetta per interventi per terremoto, perché gli interventi che andremo a fare sono relativi al crollo dell'impalcato. A Bologna intanto stamane è giunto anche il premier Giuseppe Conte per una visita ai feriti. Nel frattempo la procura felsinea aprirà un fascicolo per disastro colposo a carico di ignoti. Un atto dovuto che servirà ad accertare esattamente la dinamica dell'incidente immortalata dalle telecamere dell'autostrada. E ora parliamo di un incidente stradale che invece è avvenuto qui in Veneto, in provincia di Venezia. La vittima nella notte un 49enne di Borgoricco nel Padovano. L'incidente è successo a Salzano in provincia appunto di Venezia. Ci racconta questa purtroppo nuova tragedia della strada al telefono per noi Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno dalla provincia di Venezia, ancora una volta colpita da una tragedia sulle strade in quest'estate
davvero pesante dal punto di vista di questi incidenti. A morire a Salzano in via Roma è stato Stefano Esposito, in sella alla sua moto, un 49enne del posto. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti e la vittima era all'altezza della rotonda di via Roma davanti al supermercato Coop in centro a Salzano, ed è improvvisamente uscita di strada, forse per l'alta velocità, ma non ci sono testimoni e queste sono soltanto le prime risultanze dei rilievi. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, naturalmente gli operatori del SUEM con un'ambulanza, ma al loro arrivo purtroppo Stefano Esposito era già deceduto. Per il momento è tutto da Salzano, a voi la linea. Grazie a Tommaso Stopa. La tragedia sfiorata invece questa mattina a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso, quando un uomo in sella alla bici è stato urtato intorno alle 7:40 da un camion in strada ed è finito in un fossato. Immediato l'intervento dei soccorsi che hanno trasportato l'uomo d'urgenza all'ospedale di Montebelluna in serie condizioni, ma fortunatamente a quanto pare non in pericolo di vita. Torniamo invece adesso a Venezia, ma stavolta in centro storico. È un macabro ritrovamento, il cadavere che affiora in un canale della laguna poco distante dal mercato di Rialto. Ci sono indagini in corso per stabilire le cause del decesso di questa persona, per ora non identificata perché non aveva con sé i documenti. Ci aggiorna su quanto accaduto al telefono Anna Maria Parisi da Venezia. Sì, buongiorno da Venezia, dove sono nuovamente ore concitate vista l'ennesima tragedia avvenuta questa notte con il corpo di un uomo trovato morto in canale. È stato recuperato in Rio delle Beccherie, non distante dal mercato di Rialto. Si tratta di un uomo la cui identità al momento è sconosciuta, ma comunque sembra sia una persona di mezza età, ma il riconoscimento è reso più difficile dal fatto che non presentava documenti con sé. Sul corpo non sarebbero state rilevate tracce di violenza, non risultano al momento denunce di scomparsa presso le forze dell'ordine e il corpo senza vita di quest'uomo è stato avvistato questa notte, dicevo appunto, nelle sestiere di San Polo. Stava galleggiando non distante dal mercato di Rialto. Immediato l'allarme da parte di un passante che ha subito chiamato i carabinieri, ma una volta arrivati anche i sanitari del SUEM è stato chiaro che per lui non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco si sono occupati di recuperare la salma, mentre i carabinieri hanno eseguito gli accertamenti del caso. E per il momento da Venezia è tutto, linea allo studio. Grazie anche ad Anna Maria Parisi. Intanto proprio in laguna continua a far discutere il caso della tragedia appunto avvenuto lo scorso fine settimana, lo scontro tra il motoscafo e la barca di pescatori. La colpa è stata dell'alta velocità, dice l'assessore ai trasporti Renato Boraso, che al pari del primo cittadino chiede al governo che venga demandata al Comune di Venezia la competenza in materia di sicurezza in laguna. La causa fondante di questo gravissimo incidente è stata l'alta velocità di questi barchini che sfrecciano a velocità impressionanti in laguna. Dichiarazione dell'assessore ai trasporti di Venezia in merito alla tragedia in laguna di venerdì notte scorsa, in cui hanno perso la vita i due amici pescatori, Renzo Rossi, 60 anni a dicembre, e Natalino Gavagnini, infermiere in pensione di 64 anni, entrambi di Castello. Parole che suonano come un macigno per i familiari delle vittime, cui viene rinnovato il cordoglio di tutta la comunità veneziana. Noi ci uniamo a cordoglio alle famiglie di Castello di questo gravissimo incidente, quindi massimo vicinanza a parte dell'amministrazione. Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti per capire inoltre come mai la loro imbarcazione si trovasse in pieno bacino di navigazione, ovvero a San Nicoleto del Lido. Ma l'assessore, al pari del primo cittadino Luigi Brugnaro, chiede al governo che vengano accentrate al Comune le competenze in materia di sicurezza in laguna. Troppe sono le competenze in ambito di navigazione in laguna. Oltre al Comune di Venezia abbiamo la Capitaneria di Porto, abbiamo il Magistrato delle Acque e anche l'autorità portuale. Qui il Sindaco ha perfettamente ragione, bisogna che tutte le competenze facciano riferimento al Sindaco.
Perché? Perché noi su questo tema della sicurezza in laguna, del moto ondoso, della velocità, stiamo facendo una battaglia molto ferrea. Da più di un anno abbiamo questa iniziativa che si chiama Onda Zero, su cui il sindaco ha investito molto, ci crede molto, anche in prima persona ha partecipato più volte alle rilevazioni con i telelaser in più punti della laguna. L'accorata richiesta ai molti natanti in laguna. Avete in mano non un barchino, avete in mano un mezzo di grande pericolosità. Abbiate rispetto al codice di navigazione. Adesso nel Padovano con le ore d'angoscia, i giorni ormai di angoscia, visto che la scomparsa è di oltre una settimana fa, è il caso della impiegata di Cittadella di 59 anni, letteralmente svanita nel nulla da lunedì scorso. La scomparsa di Anna Fasol, dell'impiegata di 59 anni non si sa ancora nulla. La famiglia continua a vivere nell'angoscia. Nel tunnel, che ha avuto il suo inizio lunedì scorso alle 13:30, al momento sono comparse poche luci e queste conducono a Roma. Sono 3 gli avvistamenti segnalati ai carabinieri della capitale, i primi 2 già nella giornata di lunedì. Uno giudicato però inattendibile. L'ultimo martedì nella zona universitaria dell'Urbe, poco distante dalla stazione Termini. E intanto sempre nel Padovano si tinge di giallo la vicenda di una società di brokeraggio assicurativo sparita nel nulla, coinvolti parecchi enti pubblici come il Comune di Padova e anche quello di Campo San Piero. Chiusa la società di assicurazione, licenziati tutti i dipendenti, spariti nel nulla per ora anche circa 200.000 euro. Ci sono anche alcuni enti pubblici come il Comune di Padova e quello di Campo San Piero, corsi al riparo con veloci delibere, coinvolti nella sparizione di una società di brokeraggio. Alla società, che da qualche tempo in città non ha più una sede, Palazzo Moroni aveva affidato la gestione delle polizze di dirigenti e amministratori che si tutelano nell'ambito della loro attività. Una situazione precipitata nel giro di pochi mesi, tanto che dal 2 agosto il contratto è stato sciolto. Idem per il Comune di Campo San Piero, che ha dovuto rescindere il contratto in fretta e furia. A Palazzo Moroni è in corso una ricognizione per capire se esiste un danno economico. A proposito di soldi spariti, tantissimi soldi spariti dalle tasche dei risparmiatori veneti delle ex popolari, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ieri da Roma una importante notizia sull'attivazione del fondo di ristoro per le vittime delle popolari. Torna in pista il fondo di ristoro per i risparmiatori truffati dalle banche. Approvato in Senato all'unanimità un decreto inserito nel milleproroghe che posticipa il termine di scadenza per l'attivazione del fondo al 31 ottobre. L'emendamento proposto dal senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi è stato approvato all'unanimità. Ora l'emendamento dovrà passare alla Camera, ma l'unanimità del voto al Senato fa supporre che il passaggio non dovrebbe presentare ostacoli. Poi, quindi entro la fine di ottobre, il governo dovrà varare il decreto necessario a sbloccare il fondo già coperto dalla legge di bilancio 2018. Molte famiglie in Veneto ricominciano a sperare di poter recuperare almeno parte del denaro perduto. Adesso però vogliamo che si faccia presto, che non si perda altro tempo, ha commentato il senatore Ferrazzi. Dobbiamo mettere nelle tasche dei risparmiatori truffati subito i 100 milioni già stanziati dal precedente governo, soldi che certo andranno incrementati attraverso l'utilizzo dei fondi dormienti. È riscoppiata, come sappiamo, da settimane la psicosi, ma anche l'allarme dell'infezione da West Nile. Ebbene, nuovi casi nella provincia di Padova, altri 6 casi in provincia di Padova, 2 anche nel capoluogo. Altri 6 contagiati in pochi giorni, non cessa l'emergenza febbre del Nilo in provincia di Padova. La malattia trasmessa dalla zanzara Culex pipiens ha colpito sia la città del Santo che Bassa e Alta Padovana. 2 i nuovi contagiati a Padova nei quartieri di Montaia e Altichiero, dove è in corso dall'alba un intervento straordinario di disinfestazione del comune in attuazione a quanto disposto dal protocollo regionale. Ma un nuovo caso, una donna di 38 anni colpita da meningite causata dal virus, è stato riscontrato anche a Este. Le sue condizioni non sono gravi, ma ne avrà sicuramente almeno per un mese. Non è esente dall'allarme l'Alta Padovana, dove i nuovi casi sono 3. Dopo Campo San Piero e Vigonza tocca al comune di Campodarsego. I cittadini colpiti vivono nell'area del Parco del Santo, un uomo di 56 anni, in via Caltana, in via Straelle.
Sia a Este che a Campodarsego i sindaci hanno provveduto a iniziare gli interventi straordinari di disinfestazione dalle autorità sanitarie e la richiesta di collaborazione ai cittadini. Evitate ristagni d'acqua e proteggetevi dal rischio puntura con gli spray repellenti. Cambiamo argomento, è stato ed è tuttora uno dei simboli della emergenza della gestione dei migranti in Veneto, insieme all'ex caserma Serena e alla ex base di Bagnoli. Parliamo di Cona, dell'ex base missilistica di Conetta, dove nonostante la importante riduzione delle presenze all'interno, il sindaco continua a ribadire la caserma va chiusa e lancia un nuovo appello a chi aveva lanciato delle promesse in campagna elettorale. Gli impegni elettorali di chi oggi è al governo erano chiari: la base di Conetta sarebbe stata chiusa. Chiede di mantenere quella promessa al sindaco Alberto Panfilio, che denuncia la scomparsa del problema dall'agenda politica e mediatica del paese. Prima del 4 marzo, accusa, eravamo nei pensieri di tutti, oggi nessuno si ricorda più della nostra esistenza. C'è stata qualche attività che tramite il Ministero è arrivata alle prefetture per modificare qualcosa? La risposta è no, e io non parlo a mio nome, ma parlo a nome dei cittadini che hanno votato delle forze politiche che avevano preso degli impegni, che avevano speculato assolutamente sulla questione Conetta, ma da quel giorno là non si sono più visti. Rispetto ai momenti di tensione degli scorsi mesi e anni, l'attuale situazione è comunque assai meno pesante. Dai 1600 migranti che stipavano la base nei momenti di maggiore affollamento si è passati a poco più di 500. C'è meno tensione, ma questo non significa che non esiste un problema. Abbiamo tuttora 500 persone che sono state messe sotto dei capannoni in aperta campagna e non si sa più niente. Panfilio non ne fa una questione di bandiera. L'atteggiamento dello scorso governo nei nostri confronti, sostiene, è stato in tutto e per tutto identico a quello dell'attuale. Siamo in campagna, siamo pochi e quindi ci considerano sacrificabili. Ci hanno scelti scientemente perché qui potevano assolutamente permettersi di non perdere voti perché il corpo elettorale è ridotto, che è la stessa motivazione per cui oggi questo nuovo governo non fa assolutamente niente, perché dovrebbe prendere delle 500 persone da qui e distribuirle in vari comuni, ovviamente con le conseguenze. Ecco, questa Cona sarà ricordata come la sottolineatura della politica incapace di risolvere i problemi. Le parole molto dure del sindaco, e sono in molti a Conetta come nella vicina Agna a pensarla allo stesso modo, pur riconoscendo che rispetto al passato la situazione ha visto un netto miglioramento. Se ne vede di meno anche per strada, anche ieri che c'era il mercato ce n'erano molto meno, però ci sono ancora, insomma, che dovevano chiuderlo del tutto, ma non l'hanno ancora chiuso e sarebbe bello che lo chiudessero. Ecco. È un flusso continuo, cioè gente che va e che viene, gente che non puoi sapere chi siano, cosa fanno, cosa può succedere, perché già il fatto che siamo in un'epoca che lasciare aperta uno spiraglio di una porta è già un problema. E avere tutta questa gente che ti gira attorno a casa non è una bella cosa, insomma, ecco. Io non mi disturbo nessuno. Quelli che ho visto io non è che erano molto agitati, ecco. Solo che dà un pugno un barista qua, siete che ha risposto mai, e poi il biglietto della corriera così che dà un pugno. Il sindaco qua nel nostro paese adesso vuole mandarli via tutti, ma non penso che possano mandarli via tutti. Queste le parole dunque degli abitanti di Cona, adesso una breve pausa pubblicitaria e poi ancora la prima edizione del nostro telegiornale. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del telegiornale di Antenna 3, torniamo a parlare di turismo a Venezia, nel capoluogo lagunare. Il problema dei flussi turistici, ovviamente, di cui abbiamo parlato tante volte in questi mesi, anche in previsione di questa estate. Flussi turistici che, dato un primissimo bilancio da parte dell'assessorato turismo, sono stati ridotti grazie ai varchi della città, grazie ai cosiddetti tornelli che hanno scatenato più di una polemica in queste settimane. Ma i prossimi 3 weekend, definiti da Bollino Nero, prevedono una nuova stretta su tutti i flussi in arrivo in città, Ponte della Libertà compreso.
In queste giornate di traffico da bollino nero e rosso, paradossalmente è ridotto, numeri alla mano, il flusso dei turisti a Venezia. A spiegarlo è l'assessore di reparto che dà il merito, se così si può dire, agli accessi limitati imposti dai tornelli ai varchi della città. Direi che siamo abbastanza soddisfatti, è chiaro i flussi ci sono, però la campagna che noi abbiamo fatto mettendo i varchi in Piazzale Roma e al Calatrava sembra funzionare nei termini della dissuasione nel venire in città tutti nelle stesse giornate. È chiaro che questo è frutto di un lavoro che parte da lontano, anche un lavoro che si fa con le partecipate, AVM e Vela, nella sensibilizzazione anche attraverso i canali social delle giornate che possono essere le più piene e nel dare notizie riguardo a quello che è l'afflusso a Piazzale Roma. Eppure per questi primi 3 fine settimana di agosto, nei quali è prevista un'affluenza straordinaria di visitatori a Venezia, varata dal sindaco una nuova ordinanza a tutela dell'incolumità e la sicurezza pubblica. Tra le misure adottate in caso di necessità, l'uso del Ponte della Libertà ai veicoli dei soli abbonati o di chi ha prenotato un posto presso le torrimesse di Piazzale Roma e Tronchetto, deroghe a parte, con una stretta anche alle barche nonché ai pedoni. Prevista infatti anche l'inibizione temporanea ai varchi ai non residenti, come a dire Piazzale Roma sarà a numero chiuso, espressione che però proprio non piace ma che forse si addice ad una Venezia patrimonio UNESCO. Noi non abbiamo chiuso Piazzale Roma, comunichiamo quando Piazzale Roma va in sofferenza e i varchi effettivamente fanno da dissuasori in questo periodo che è, come voi sapete, da metà luglio al 19 agosto, un periodo tutto rosso con i weekend di nero, quindi con i lancioni spostati alle fondamenta nuove durante i weekend. Non sono turisti ma pellegrini, giovani pellegrini, ragazzi, gli oltre 800 ragazzi che ieri mattina sono partiti dallo stadio di Monigo, siamo a Treviso, per partecipare al pellegrinaggio della diocesi, un pellegrinaggio in varie città della provincia di Treviso di Venezia in preparazione al vero e proprio viaggio per l'incontro a Roma con Papa Francesco. Maglietta gialla d'ordinanza, zaino, scarpe comode e poi tanta voglia di stare insieme e condividere momenti di fede. Sveglia all'alba e via. È iniziato stamane il pellegrinaggio di 816 ragazzi della diocesi di Treviso, accompagnati da una 60ina di volontari, in preparazione dell'incontro con Papa Francesco a Roma l'11 e 12 agosto. Prima tappa per i ragazzi trevigiani Aquileia, da dove stasera raggiungeranno in 4 gruppi altrettante sedi della diocesi a San Donato, Milano, Castelfranco e San Zenone. A Roma saranno tra i 50 e i 60.000 i ragazzi che parteciperanno all'incontro con il Papa, un incontro al quale si saranno preparati attraverso questo viaggio, un cammino fianco a fianco, un momento di riflessione, di confronto, che vuole anche lanciare una sfida. Il cammino fisico come metafora del cammino di ogni persona che cresce, che vuole vivere la sua vita in pienezza e non lasciarsi così trasportare o adagiare da quello che è semplicemente gli aspetti più banali, più scontati o comodi dell'esistenza. Ci metteremo in cammino, una settimana probabilmente calda per quanto riguarda le temperature, ma siamo certi che questa sfida che questi giovani hanno raccolto davvero sarà vinta. In chiusura la notizia di sport con Federica Pellegrini che accede alle semifinali dei 100 stile libero agli europei di nuoto in corso a Glasgow. L'azzurra ha fatto segnare il tempo di 54,51 che le va sull'8º miglior crono delle batterie. La migliore è stata la danese Pernil Blum, eliminate le altre azzurre già in gara, Erika Ferraioli, Giada Galizia e Laura Letrari, mentre come dicevamo la Pellegrini è arrivata alle semifinali dei 100 stile libero che sono appunto in corso a Glasgow, agli europei appunto in corso nella città scozzese. Prima di lasciarci e di lasciarvi al meteo, vi ricordo fra pochissimo ore 13, oggi è martedì, quindi si parla di sanità, si parla di sterilità di coppia, come affrontarla. Ospiti in studio, dottor Andrea Baffoni, responsabile del centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale di Conegliano, la dottoressa Maria Grazia De Vita, ginecologa del centro di procreazione medicamente assistita dell'ospedale di Oderzo. Quindi un tema importante, se avete ovviamente
delle domande da fare, potete intervenire in diretta come sempre, oppure con un post, una domanda sulla pagina Facebook di Antenna 3. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo su tutto il nostro territorio, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui rilievi del Bellunese, cielo sereno invece altrove. Temperature molto calde con minime tra 20 e 23 gradi. Valori massimi compresi invece tra 31 e 36 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio solamente sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 22 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 32 e 35 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con qualche temporale possibile sui settori alpini di confine, localmente anche di moderata intensità. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 20 gradi, le massime invece saranno comprese tra 33 e 36 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!